C'entro anch'io, c'entro anch'io. Una nuova puntata di Centro Anch'io speciale C'era una volta. Ciao Federica, ben trovati a tutti. Siamo sempre qui al Museo della Civiltà Contadina a Mairano, che è veramente bello, vi invitiamo a visitarlo perché ne vale la pena. Bellissimo. E oggi vi offriamo una coppa gelato, guarda qua, ferro battuto. 8 gusti, un po' grea però. Un ferro battuto del peso minimo di 46 kg. No, questo è un portachiodi, è un portaciode. Il portaciode, il famoso portaciode. Ma dai, con gira 8 anche, scomparti, girevole, in maniera tale da tenere tutte le misure. Eh sì, perché effettivamente anche chi utilizzava questo, magari tante volte per riparare la tomaia delle scarpe, utilizzava un chiodo Certo, piuttosto di un per altro. motivi diversi, Esatto, certo. a base quadrata. Sì, le base- teste tutto quello che diverse. serviva. Va bene, c'è pure una mosca qua, però è meno fastidiosa di te, quindi ce la capare teniamo. io. Vediamo come vanno le cose in centro, abbiamo interrogato qualcuno. Va bene, allora adesso siamo qui con Michele, Michele. Ciao, ben trovato, grazie per stare in nostra compagnia qualche istante. Tu di che ti occupi? faccio il calzolaio. Ah, benissimo, vabbè, è una professione Sì, abbastanza. adesso si lavora. Si lavora, dai, si tira avanti. Bene, bene Michele. Senti, sei di Brescia? Sì. Bene. Senti Michele, ti faccio vedere questa immagine. Cos'è secondo te? È una cosa che ha a che fare con le bestie. Sì. Mi sembra con la bocca delle Sì. bestie. Mi sembra. Sembra per i cavalli? Sì. Sì. Vedi che insomma questo si chiama Morse o Risidur secondo te? Qual è il termine corretto? Morse. Sì, bravo, perché un morso Risidur invece è colui che teneva i conti della cascina, del lavoro dei campi, delle attività agricole, quindi è il morso. Vedi, quindi si inseriva nella bocca, poi si attaccavano le redini. Le redini, sì, sì. Questi anelli ad ancora. Perfetto, sì, mi ricordo, va bene. L'hai visto ancora tu? Visto ancora? Sì, vabbè, magari ti arriverà anche nel tuo negozio di calzolaio. Ogni tanto. Da sistemare. Sì, sì. Va bene, grazie. Grazie a te. Grazie, buon lavoro, ciao, grazie. Ciao. Bravo Michele, è proprio un bravo scarpulì. Bravo. Se il fa il barber però, è il ghiro de dupra questo. Ah, che è sto coso? Ah, se mia. La macchinetta de Tusà, la riconoscete? È il rasoio. Certo, oggi sono elettrici, però il funzionamento è sempre quello. Queste sono due manici, una parte fissa, quell'altra si muove ed è azionato manualmente. Per tagliare, sta ferma, per tagliare i capelli. Sì. Lo ricordate questo? È particolare, lo vedete anche in fotografia. E poi funzionano preate? Sì, vabbè, funziona. Ma per te, Sì. cioè, ma piacerebbe provare, ma so Sì. mio se dovrà questo Sì. o questo. Ah, cos'è questo? È per le bestie. Per i cari, per tu sai cari, sì, la criniera, a parte che chiede criniere, scarseggiamo. Quindi più piccolino e più grosso. Sì. Pure le Bestie. bestie, vedi? Però- Andavano dal coiffeur pure gli animali. quindi Certo. Uomini, donne no, le donne magari, l'uomo. E qualcuno lo ricorda. Soprattutto cavalli. L'avete utilizzato, qualcuno di voi lo ricorda, magari l'ha visto utilizzato dal papà, dallo zio, dal nonno. Vabbè. E noi siamo qui a scoprirli apposta. Mettili via che mi fanno paura sti cosi, Federica, e saluta il nostro pubblico. Ciao! Ecco, bravi, arrivederci qui su Teletutto, ciao. C'entro anch'io.